Les meilleures frustat di scarpe che di lençeux. Traduzione in italiano, che pure ha un detto di questo tipo, almeno penso che ci sia da qualche parte: è meglio consumare le suole delle scarpe che le lenzuola. Il significato mi pare abbastanza evidente. È meglio essere sani e quindi consumare le suole delle scarpe perché vuol dire che si può andare in giro, si può camminare, si possono fare delle attività, che consumare le lenzuola, cioè stare a letto ed essere malati. Siamo ormai a un anno dall'inizio di quella che è stata un po' la vicenda che ci sta assillando, caratterizzando, attraversando un po' tutti, quella di questo virus che non se ne va, e la tematica della malattia, della salute, della medicina, della cura, eccetera, appunto ha attraversato un po' questi mesi, questi periodi, e tuttora ci interessa. È chiaro che da quando c'è l'uomo, da quando c'è il mondo, il tema della salute, della malattia è costante, è quotidiano. E la saggezza popolare, che abbiamo già detto tante volte, era chiusa un po' nei proverbi, dava, diciamo così, delle sintesi che sono molto chiare. Insomma, le mei vessan, le mei vesfiore del let, mi come dici tutti i mattini, ringrazio il Signore che sono tempo alla mattina, finché la va sci, sono contento, e speri per tutti. Mi spiace molto per chi è malato, ovviamente, ma essere in piedi e poter camminare, poter fare le proprie attività, ovviamente è la più bella delle cose. Quando c'è la salute c'è tutto, lo dice anche questo un detto molto popolare, a volte può sembrare banale, ma è proprio vero. Quando la salute, get you scos. Tolta quella, non abbiamo più niente. Questa riflessione, diciamo così, di filosofia spicciola, ma in realtà di filosofia molto alta, perché ci dice una cosa molto vera, e poi appunto tradotta anche in altri proverbi. Uno di quelli, appunto, quello che dicevo poco fa, che le mei frustà di scarpe che di lençeux, quindi è meglio consumare delle scarpe, le suole delle scarpe, o comunque le scarpe nel loro complesso, che delle lenzuola. Sicché le mei può andare in giro, può camminare, andare a lavorare, andare a divertirsi se si può, andare a fare un bel giretto in montagna o al mare dove si vuole, che versi in ca e sarà dentro e versi in letto. Appunto, ci spiace tanto per coloro che sono malati, anzi siamo loro molto vicini in questo momento. E frustà, il termine frustare significa ovviamente picchiare, quindi lacerare, quindi rovinare qualcosa, e quindi anche in italiano si dice una cosa frusta, nel senso di logorata, no? E quindi una scarpa frusta vuol dire che è logorata. Però sempre la nostra saggezza popolare riteneva che una roba frusta di volte è meglio di una roba nuova. Infatti si dice in altri proverbi che il va più se un car frust che un car vec, o altri termini simili, nel senso che un carro, si fa il paragone qui con i mezzi di trasporto di una volta, il va meglio è il car frust del car neuf. Perché? Perché il carro nuovo è ancora da provare, si deve assestare, eccetera eccetera, come del resto siamo a noi, che quando i scarpe vecchi però si in proprietà talpe, e allora si va anche a me, perché saranno sì vecchi, però in comut si adatta e poi si trova bene, invece i scarpe neuf tanti volte in quei che danno fastidio, che fanno male. Allora ecco che vi auguro a tutti, ma veramente tanto di cuore, di poter sempre frustare i scarpe più che le lençeux. Ciao a tutti!